Centro Anch'io, Centro Anch'io. Bentrovati amici, nella puntata di ieri abbiamo conosciuto meglio la Torre della Pallata. Vedete, lo sappiamo tutti che alla base c'è una bellissima fontana che vi raccontiamo oggi. La Fontana della Pallata è del 1597 ed è opera del trentino Antonio Carra e del veronese Valentino Bonesini, anche se il progetto è di Pier Maria Bagnadore, scultore originario di Orzinuovi, che diresse anche il cantiere del Duomo Nuovo nel Seicento. Raffigura in modo allegorico le divinità dei due fiumi principali di Brescia, a sinistra il Mella, a destra il Garza. In alto c'è una donna, è Brescia armata, con in mano una cornucopia. Simboleggia l'abbondanza economica di quel tempo ed il valore militare e la produzione locale degli armaioli, famose in tutto il mondo. Al centro un tritone soffia da due conchiglie l'acqua della fontana. Anche oggi torniamo un po' indietro nel tempo. Miseria a Brache e Pieucia Muntù. A chi lo chiediamo? Ci sarà qualcuno, no? Isil, interroghiamo te oggi. Senti un po', Isil. Allora, vediamo un po'. Miseria a Brache e Pieucia Muntù. Tanta miseria e pidocchi, molti pidocchi, sì, a bracche. Ma ragazzi, Isil, che brutta cosa, vero? Ah, sì. Insomma, viaggiamo un po' meglio noi, direi, no? Sì, direi di sì. Ma Isi, scusa, sono attirato da tante cose di te, ma nello specifico da questo tatuaggio. Che vuol dire? Amore in giapponese. C'è l'amore. C'è l'amore, senza amore non c'è niente. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Che sono lustri, che non ne hanno neanche uno. Signor Gian Antonio, facciamo un saluto agli amici di Sarezzo. Saluto a tutti, arrivederci, guardatemi in TV. Miseria copiosa e pidocchi come se fossero montagne. È il massimo. No, non è il massimo, però di questi tempi ci sta. Miseria Praga è piaciuto, tanta miseria e molti pidocchi. A Cremone quindi si sanno... Si sa che cosa? Beh, insomma, sono cose Siamo simili. talmente vicini che penso che si capisca tutto, no? Siamo cugini. Sì. Non so se la miseria ti colpisce. E poi E Pieucia Muntù. piove a mucchi, piove in abbondanza. La sfiga. Miseria, bracche e Pieucia Muntù vuol dire proprio la povertà estrema. Brava, cioè brava, brutto però giusto, sì. Va bene. E lei è Camuna quindi? Sì. Di dove? Gianico. Gianico, salutiamo gli amici di Gianico. Ciao a tutti gli amici di Gianico. Ci sono amici più amici in modo particolare a Gianico. Come sono quelli di Gianico? Come sono? Belli, bravi, buoni, simpatici, carini. Tutti a Gianico, va. È sempre la stessa cosa, miseria a Brache vuol dire che c'era tantissima miseria e non avevamo niente nessuno. Anche lei capitava all'epoca. Qualcosa sì, io ero piccola, perciò in campagna non mancava la gallina, si faceva la pasta da mia mamma e si avevano le uova, poi si aveva un qualche coniglio, il maiale, si faceva la scorta per l'inverno, salame, cotechino e basta. E dopo che ero i pieci, quelli sì, c'erano davvero perché si andava a scuola e c'erano. Miseria a Brache E Pieucia Muntù. Povertà, molta povertà, quindi si formano anche tanti pidocchi perché c'è poca roba, c'è più niente. Una cosa del genere dovrebbe essere. Le cose sono un po' migliorate per fortuna. Dai, per fortuna sì. Non è una bella immagine, lo so anch'io. Pieucia Muntù, pidocchi a monti. Ma se ci sono tanti figli c'è della miseria, presumo. C'è anche tanta gioia delle volte, no? Sì. Diciamo è l'uno e l'altro, insomma ci sono preoccupazioni e anche gioie. Grazie signore, viva Mantova o viva Brescia? Ma viva Brescia dal momento che ormai sono qui a Brescia da 50 anni. Grazie. Miseria, Brache e Pieucia Muntù. Sì, dobbiamo tornare indietro nel tempo quando non si godeva di tutto questo benessere. Quindi miseria a manciate e pidocchi a mucchi. L'estrema indigenza. Arrivederci amici, grazie per essere stati con noi, alla prossima. Ciao. Centro Anch'io.